Vandali minorenni nel mirino del comune, scatta la richiesta di risarcimento fino a 5.000 euro. A San Donà di Piave, due ragazzi sono stati identificati dopo aver imbrattato con bomboletta spray muri e porte nell'area del Parco Agorà, tra il centro culturale Leonardo da Vinci e la Sala Battistella. Nella zona però non si tratta di un caso isolato. In un parco qui vicino alla sede municipale, il parco Agorà, su cui le scritte sui muri hanno reso necessaria una spesa di circa 5.000 euro, perché si tratta di vernici indelebili e è necessario provvedere con una ditta specializzata. Agiamo quindi in sede civile nei confronti dei genitori dei minori per addebitare loro le spese di ripristino e le spese legali e processuali. I fatti risalgono allo scorso luglio, ma le immagini delle telecamere hanno permesso alla polizia locale di risalire i responsabili. Le famiglie si sono fatte avanti, una ha già pagato la sanzione da 103 euro e offerto di ripulire l'area, ma il sindaco Alberto Teso conferma la linea dura. È stata infatti avviata un'azione legale per ottenere il rimborso completo dei danni, un segnale, sottolinea l'amministrazione, per tutelare il decoro urbano e richiamare alla responsabilità. Siamo riusciti a identificare alcuni degli autori e, trattandosi spesso di minorenni, abbiamo sanzionato i genitori. Questo però non basta, siamo riusciti anche a parlare con i genitori stessi, alcuni più disponibili, qualcun altro invece non ha neppure risposto all'invito a presentarsi, per cui ho dato il mandato agli avvocati del comune di agire in sede civile nei confronti dei genitori per ottenere il risarcimento del danno, cioè rimborsare al comune i costi di ripristino a fronte degli imbrattamenti e dei graffiti scritti sulle pareti.